C'è una cosa negativa che mi viene segnalato dagli uffici comunali, ovvero qualche danno apportato al patrimonio comunale. Parlo dell'altalena del Parco Perla, parlo di un albero abbattuto, un albero comunale abbattuto, molto probabilmente qualcuno ha avuto la buona idea di usare le legna per scaldarsi quest'estate, peccato che era un albero comunale e di proprietà del comune e che le ramaglie siano state lasciate in mezzo alla strada. Ancora mi viene segnalato che nel cimitero di Polesinino e Polesinello sono stati interessati dei furti, cioè sono stati interessati da dei furti. Cos'è che hanno portato via? Hanno portato via dei pluviali e hanno portato via addirittura dentro al cimitero dei manufatti in bronzo o comunque gli arredi, diciamo così, alle tombe funerali. Bene, facciamo sapere a queste persone che in quei posti, in tutti quei posti, ci sono le telecamere. Quindi, quello che è stato un investimento, grazie anche al PNRR, che è stato seguito poi dall'assessore Claudia Bovolenta, siamo riusciti a ottenere quelle telecamere che adesso portano i loro frutti. Le cosiddette fototrappole hanno funzionato e questo tipo di attività mh, di piccola delinquenza, perché stiamo parlando veramente di cose da poco, è stata segnalata, è stata visionata e avrà il suo corso, come è giusto che sia, perché le cose di tutti non possono essere deturpate in questo modo. Soprattutto le cose che riguardano la pietà verso i morti, cioè andare a portare via quel poco che c'è su una tomba mi sembra veramente una cosa deprecabile. Io ci tenevo a dirle queste cose qui, anche per fare una sensibilizzazione, per evitare che queste cose si possano ripetere o addirittura essere emulate, e avvisando appunto, facendo questo comunicato, facendo appunto attenzione perché c'è la videosorveglianza. Così come mi riferisce l'assessore Marangoni e Alessandro per quanto riguarda i rifiuti, anche lì c'è stata già la segnalazione e c'è anche il video di chi ha commesso il rilascio di abbandono di rifiuti. Sui social ho visto proprio oggi c'era una foto che c'erano materassi, divani buttati sugli argini dei fossi. Ci sono i video, gli investimenti sono serviti a qualcosa.